E questo mi fa pensare a quello che spesso ci ha detto Alessio Morosin, che forse anche stasera dirà, che dobbiamo alzare la testa, guardare oltre la linea dell'orizzonte e andare oltre. Perché effettivamente anche questa sera è stata dimostrazione che questo paese è una stella luminosa per tutti i veneti, come lo sono stati in quest'ultimo anno e mezzo che stiamo lavorando i vari paesi in cui siamo andati, e abbiamo visto sempre di più la gente accorrere. Forse qualche anno fa si cominciava con una sala con 5 persone, adesso si continua con sala 100, 200, 300 persone, dipende dall'evento. Allora è una visione più ampia della nostra storia di popolo veneto, e Alessio ci farà capire la differenza sicuramente, perché è un argomento che mi piace tantissimo, quindi te lo chiedo, tra legalità e legittimità. Cedo la parola all'avvocato Alessio Morosin. Sì, buonasera a tutti. Grazie a Teresa e grazie a voi che avete la pazienza di ascoltarmi. Io stasera non sono molto in forma, ho avuto una giornata pesantissima e quindi chiedo scusa. Casomai dopo daremo più spazio alle domande, come al solito. Teresa crea sempre molta, oltre che dare il tema, crea anche molta suggestione. E quando parla di stelle comete, parla di luce, io dico sempre anche immediatamente con i piedi per terra. Qui non avete di fronte delle persone sognanti. Quando Ludovico vi diceva, e mi ha colpito nonostante l'abbia sentito tante volte, quando avremo un Veneto Stato indipendente elimineremo il bollo auto, elimineremo del 30% le spese inutili, aumenteremo del 30% le spese per la sanità. Avete sentito quante cose vi ha detto? Dico, spero che non pensino di essere dentro un sogno, però assomiglia a un sogno. E quindi io dico sempre, possiamo anche sognare, ma con i piedi per terra, perché questo è un sogno realizzabile, è un sogno che è un diritto, ma è un sogno anche che è un dovere, come ultimamente cominciamo a dire e a giustificare. Sono molte le cose che volevo dirvi, ma adesso Teresa mi ha rovesciato il quadro e allora la accontento. Comunque non ci sono problemi. È un quadro che effettivamente è suggestivo, ma è necessario toccarlo. Sembra un gioco di parole di avvocato, invece è un punto di partenza fondamentale. La distinzione tra quella che è la legalità e quella che è la legittimità. Sembra una speculazione. È legale quello che è nella legge. Quindi ogni legge, ogni provvedimento che fa lo Stato è legale. Però in questo periodo, e non siamo noi di Veneto Stato a dirlo, tant'è vero che io ho portato con me, ce l'ho sempre, ed è quello che Teresa forse ricorda, uno dei tanti articoli che i liberi pensatori in questo momento stanno scrivendo, che bisogna dare atto, ci sono ancora delle persone libere in giro, che ha scritto recentemente proprio su questo punto. Non confondete la legittimità del patto sociale, delle regole fondanti che ci fanno stare assieme, con la legalità. La legalità, dicevo, è quello che fa ogni legge, ogni provvedimento dello Stato è legale, è la legge. Ma ultimamente moltissime delle leggi che ci sono non sono più coerenti col patto sociale, cioè non sono più legittime, non sono più rispettose dei diritti fondamentali della persona, sono in contrasto col patto sociale. Ora, il discorso è di filosofia del diritto, di scienza della politica, è immenso e potrei perdermi e non voglio certamente condurvi in 10 minuti in una scena di confusione. Però io vi pongo una domanda: viene prima
l'uomo, il cittadino, o viene prima la legge? È chiaro che viene prima l'uomo, perché è l'uomo che ha sentito il bisogno di darsi un'organizzazione sociale, di darsi un patto. Chi ha voglia, faccio solo un accenno, perché sono diventati di attualità quanto mai impellente, proprio quotidiana. Si vada a leggere, se ne ha voglia, i pensatori del XVI-XVII secolo, da Hobbes a Locke a Rousseau, quelli che parlano del contratto sociale. Non è questa la sede per trattarne, ma sta parola deve diventarvi di quotidiana confidenza. Che cos'è il patto sociale? Perché siamo assieme? In forza di che cosa siamo assieme? Siamo assieme in forza di regole che devono essere rispettate da tutti. In primo luogo da quel soggetto al quale abbiamo delegato la nostra rappresentanza, che è lo Stato. E io vi chiedo, in questo momento, in questa fase storica, voi pensate che lo Stato, inteso come istituzioni, tutte quelle che avete sentito accennare prima, le istituzioni di governo, le istituzioni parlamentari, ma anche le istituzioni che hanno una rilevanza sociale per l'istruzione e la sanità, rispondono al vostro diritto fondamentale di cittadini? No, non rispondono a questo. E allora vuol dire che quella che è la legalità, e mi si perdoni chi ha più confidenza con la materia di diritto, non corrisponde più alla legittimità. Vuol dire che c'è uno Stato che non rispetta le proprie leggi fondamentali. È uno Stato illegale. È uno Stato che vive di illegalità. Guardate, l'altro giorno citavo nel precedente incontro proprio un articolo del professor Ainis, che è un docente di diritto costituzionale a una delle università di Roma, mi pare Roma 3, il quale richiamava la chiara violazione, da quando c'è la Costituzione, di norme costituzionali che impongono, per esempio ai partiti e ai sindacati, di darsi una struttura democratica al loro interno. E invece non è così. E tutti i partiti vedete come vivono. Faceva l'esempio del PDL che è stato costruito, creato salendo sul predellino di un'auto, l'Alleanza Nazionale che si è fusa, che è passata attraverso un organo ristretto del Consiglio Nazionale ignorando il Congresso, il PD dall'altra parte che ha fatto un congresso con un 20% dei propri soci fondatori, quindi ignorando completamente la base. Non parliamo poi di un altro partito territoriale con il quale non abbiamo nulla in comune, che si chiama Lega Nord, che come sapete delle regole fondanti e dei bisogni di questo territorio ha dimenticato totalmente ogni esigenza. Quindi voglio dire, quando vi è uno Stato che viola per primo la sua legalità, il patto sociale, che ha istituzioni che vengono espresse da partiti e strutture sindacali che non sono democraticamente gestite, vuol dire che non funziona, che è fallito. E non è fallito soltanto perché c'è un debito pubblico di 1.900 miliardi che mai nessuno pagherà, tentano di farlo pagare al Veneto, ma in realtà non c'è nessuno in grado di pagarlo, e lo sanno benissimo che non è nessuno in grado. Oggi i giornali parlavano che la Germania a livello sociale, se venisse fatto un sondaggio, un interpello dei cittadini, sarebbe contrarissima a salvare la Grecia e ovviamente è maggiormente contraria a salvare i colossi del debito dell'Italia e della Spagna. Quindi vuol dire che abbiamo lo Stato che è fallito perché ha violato il patto sociale, perché vorrebbe continuare ad esistere caricando ulteriormente la nostra gente di pesi, di prelievi. Guardate che siamo arrivati a un livello che il professor Huckmar in un'intervista in televisione qualche giorno fa, Huckmar è un docente di diritto tributario all'Università di Genova, ha detto: quando le tasse arrivano ai livelli attuali non si parla più di tasse eccessive, si parla di espropri. E quando si parla di espropri vuol dire che vi è una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, vuol dire che vi è una violazione del patto sociale. Quindi la Costituzione italiana, che è un bel testo, è stata violata in relazione alla creazione della istituzione politica, perché i partiti non sono democratici,
in relazione alle strutture sindacali, perché anche questi sappiamo i primi ad avere i dipendenti in nero sono i sindacati, non sono più ormai rispondenti a nessuna delle nostre regole fondamentali. E quindi noi abbiamo il diritto e il dovere di ripensare, di ristare in questo Stato. Questo è uno Stato che non ci appartiene più, è un altro Stato. E noi che abbiamo vissuto i nostri avi non tanti secoli fa, mio bisnonno è nato, mio bisnonno dico, è nato quando non c'era l'Italia, è nato quando il Lombardo Veneto aveva tutto sommato una sua autonomia all'interno dell'impero austro-ungarico, ma non era italiano. Quindi, tanto per dirvi che a volte qualcuno pensa questi guardano indietro, sono persi con lo sguardo all'indietro. No, non è così. Mio nonno non era italiano, mio bisnonno, chiedo scusa. E allora, qual è il percorso legale? Il percorso legale è quello che c'è scritto nelle leggi internazionali, perché qualcuno dice: ma come fate, ecco la contestazione che ci viene mossa più spesso, come fate a superare quello che è il rilievo che tutti vi oppongono, che l'Italia è una indivisibile, che la riforma della Costituzione italiana può essere fatta solo grazie a un articolo 138 che prevede appunto maggioranze, come accennava Ludovico, straordinariamente elevate. Noi possiamo farlo perché abbiamo un orizzonte di diritto che va al di là della Costituzione italiana, che è un diritto che viene prima e sta sopra della Costituzione. Ecco perché anche nel nostro libricino, questo qui, parliamo di diritto pre-costituzionale. Quindi non siamo al di fuori della legalità. Se guardiamo allo stretto orizzonte della Costituzione italiana, è legittimo che qualcuno ci dica che il nostro progetto appare in contrasto, ma io dico non è in contrasto con le norme, perché è anche vero che la Costituzione italiana all'articolo 10 dice che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e tra queste norme ve n'è una fondamentale, che è quella che è diventata principio di diritto soltanto con la Carta dell'ONU del 48. Prima era un mero principio politico e quindi una mera aspettativa, non era diritto cogente come avete sentito anche parlare prima, era una mera aspettativa, un principio politico, che era quello del diritto all'autodeterminazione. Si parlava di diritto all'autodeterminazione come di un diritto politico, di un principio. Questo diritto è diventato diritto cogente, quindi non più principio, vuol dire diritto applicabile direttamente anche all'interno degli ordinamenti statuali che lo hanno riconosciuto, allorché la Carta dell'ONU lo ha riconosciuto esplicitamente all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 55, dove si dice testualmente che tutti i popoli che ne hanno titolo possono esercitare questo diritto secondo le norme internazionali appunto della Carta dell'ONU. E allora, se è così, abbiamo alzato l'orizzonte delle nostre considerazioni, siamo rimasti nella legalità internazionale e quindi abbiamo titolo, perché la storia anche ce lo ha riconosciuto, oltre che questa legge che ho citato, la Carta dell'ONU, abbiamo titolo di rivendicare il nostro sacrosanto diritto all'autodeterminazione. Anzi, abbiamo il dovere di farlo, perché, come accennava anche Ludovico, il Veneto non è una popolazione che occupa un certo territorio in una certa regione. Il Veneto è un popolo. C'è solo negli statuti delle regioni, incautamente forse lo diranno oggi, ma in realtà all'epoca c'era piena consapevolezza, forse maggior serenità, maggior onestà di quella che si avverte oggi nei nostri o nei loro rappresentanti istituzionali. Si parlò di popolo soltanto con riguardo al Veneto
e con riguardo alla Sardegna. Nemmeno la Sicilia, che ha ottenuto una grandissima autonomia, ha mai avuto questo riconoscimento. E badate bene che il Consiglio regionale della Sicilia si chiama Assemblea regionale siciliana, perché non accettavano di essere qualificati come Consiglio. Bene, loro, nonostante siano riconosciuti come Assemblea e non come Consiglio, i membri dell'Assemblea regionale siciliana si chiamano infatti deputati, si danno anche il titolo di onorevoli, cose che lasciano il tempo che trovano. Comunque, per dirvi, nonostante tutti questi blasoni, loro non hanno avuto riconoscimento del popolo, c'era solo il Veneto e la Sardegna. Allora voglio dire, abbiamo un riconoscimento che oggi non gli piace più di avercelo dato. Infatti nello studio e nella rielaborazione del nuovo statuto regionale hanno cercato di toglierlo questo in vario modo. La popolazione del Veneto hanno cercato di annacquare, di sporcare, di ridurre, perché fa paura. Ma non sono le parole che ci danno titolo, è la nostra storia. Io dico, basta attingere la nostra cassaforte storica anche con gli occhi chiusi per far vedere al mondo che cosa è stata questa terra. Lo diceva la nostra responsabile giovani della Turigon, che avete sentito con quale entusiasmo, parlando di Venezia, come Venezia si è distinta nell'architettura, ma Venezia anche si è distinta per l'apertura verso le altre realtà. A Venezia ci sono popolazioni ancora, gli ebrei, i fonteghi, no? Ci sono le varie, gli armeni, ci sono tutte le comunità che hanno avuto spazio e riconoscimento autonomo all'interno della stessa città. È una città mondialmente orientata, come lo sono oggi, se mi consentite l'accostamento così improvvisato, i nostri imprenditori. Io mi sono trovato, ve lo racconto ora, mi sono trovato qualche anno fa, tornavo dalla Cina in un viaggio di studio con la Camera Penale di Venezia, mi sono trovato a Monaco all'aeroporto e tutti venivano dai vari aerei. A un certo punto tutti abbiamo preso l'aereo che doveva portarci a Venezia. Beh, è caduto un fenomeno bellissimo. Nel giro di pochi minuti ha cominciato uno a parlare in veneto. Insomma, l'aereo nel giro di un quarto d'ora parlava solo veneto, dicendo che mi sono venuto dal Brasile, è stato mi vengo dalla Cina, cioè da tutto il mondo. Questa è la realtà. Cioè, il Veneto non ha mai avuto una visione provinciale, non ha mai avuto una visione ristretta, perché ha sempre avuto una dimensione mondiale. E consentitemi qualche propria osservazione in proposito. Perché è necessario questo tipo di Veneto, che questo tipo di Veneto, questa nostra realtà diventi uno Stato? È necessario perché se non facciamo presto, come diceva domenica una signora in un banchetto a Salzano, che è venuta domenica mattina sotto a Salzano, una signora è venuta di corsa e c'era un vento che spazzava la piazza, che ci portava via i foglietti, ha detto: Tosi, presto a fare, bisogna che firma, perché Gavin da fare presto, ha firmato, poi è andata via. No, dobbiamo fare presto a realizzare questo Stato, perché non facciamo solo i nostri interessi della nostra gente, non salviamo il futuro ai nostri figli, ma salviamo anche l'Europa. Proprio perché non siamo provinciali. Guardate che le cose vanno male, a parte il debito pubblico nostro di altri stati, vanno male, l'Europa non riesce a decollare, non nasce, non ci difende, non esiste in qualche modo, proprio perché vi sono gli stati risorgimentali, quelli che abbiamo intorno, che sono una ragione di impedimento alla nascita dell'Europa. L'Italia, con il suo centralismo, perfino le tesorerie comunali portate al centro, cose di una irresponsabilità, una cosa che funziona l'hanno portata al centro. La Spagna con il suo centralismo, la stessa Francia, il Regno Unito, la Germania, anche la Germania che si dichiara federalista, anche quella ha il suo centralismo. Cioè, questi stanno ammazzando il futuro nostro e dell'Europa perché vogliono mantenere la loro sovranità in modo irresponsabile. Vi faccio fare una riflessione.
Quando è accaduta la storia libica, poco più di un anno fa, quindi 13 mesi fa, la vicenda di Gheddafi, i francesi sono partiti subito con gli aerei, prima ancora che fosse dichiarato l'intervento autorizzato dall'ONU. I tedeschi hanno detto: a noi della Libia non ci interessa niente. L'italiano nostro, che aveva sul cuore l'abbraccio di pochi mesi prima col beduino, ha detto: ma adesso è sotto la tenda, non so, domani forse, non vorrei disturbarlo. Ha detto: vedremo. Ecco, come al solito gli italiani, no? Cominciano la guerra con l'uno, finiscono con l'altro. E avanti questo passo. Ognuno è andato per conto proprio. Ognuno ha fatto un'azione disordinatamente slegata a quella degli altri. Allora, questa è l'Europa. Se ci fosse stato un Veneto Stato indipendente, una Scozia indipendente, una Catalogna indipendente, le Fiandre indipendenti, i Valloni indipendenti, e metteteci tutti gli altri, non sarebbe stato più semplice che questi piccoli stati avrebbero dato immediatamente, avrebbero conferito all'Europa governante, legiferante, un'unica voce in politica estera? Invece non avviene, perché c'è l'egoismo degli stati risorgimentali che difendono il loro immobilismo, difendono quelle loro malefatte che, se noi non interrompiamo, faranno fallire non solo noi come veneti, l'Italia è già fallita, ma faranno fallire anche l'aspettativa di Europa. Avremo i cinesi che vengono anche a governare le nostre istituzioni oltre che la nostra economia. Questo è il punto. Qualche imprenditore attento mi diceva pochi giorni fa, voglio finire, mi diceva effettivamente, dice: guardate, gente che è stata in Germania a delle fiere importanti, guardate che la Germania teme, non è favorevole ad aiutare la Grecia e la Spagna e l'Italia e chi è in difficoltà, perché teme per se stessa. Ha una situazione economica estremamente delicata e difficile, e se non nasce l'Europa che si organizza come Stato governante, come Stato legiferante, qui siamo allo sbando in mano ai cinesi. Allora vedete l'importanza che un piccolo Stato, veneto, efficiente, in grado di rispondere in modo adeguato, diretto, con un tratto corto di comando a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, diventa nello stesso momento virtuoso soggetto che può conferire all'Europa quei profili e quelle prospettive che oggi le vengono negate. Ecco perché parlare di Veneto Stato vuol dire parlare di una cosa moderna, di una cosa che aiuta noi e aiuta l'Europa, di una cosa che va oltre quello che è l'immobilismo e il malaffare degli stati, perché guardate che quello che accade da noi accade in modo diverso, ma accade anche, come dice, in Spagna, accade in Francia e accade anche in Germania. Quindi stiamo parlando di un progetto non provinciale, di un progetto importantissimo, di un progetto che ci dà a noi e ai nostri figli la possibilità di credere in un futuro. Quindi io vi invito a riflettere, a pensare che tutto quello che chiamano legalità, per concludere sul tema del quale sono andato fuori, in realtà è abuso ed è violazione del patto fondante. Quando si toccano i diritti fondamentali della persona, si ha il dovere di ribellione, si ha il dovere di, nel nostro caso, visto che ne abbiamo le possibilità, di esercitare il diritto all'autodeterminazione. Quindi riflettiamoci, pensiamoci, adoperiamoci perché altri conoscano quello che è il progetto di Veneto Stato. Io ci credo e quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a parlarne e vi invito a frequentare ancora i nostri banchetti e a sostenere in ogni sede Veneto Stato. Grazie.